Cristiana Ciacci a Valdobbiadene per l'inaugurazione di una mostra dedicata a tuo padre. Che emozioni si provano? Tantissime emozioni perché è la realizzazione di un sogno, il mantenimento di una promessa fatta da Roberto a papà e la realizzazione del sogno di papà e mio. Quindi è una mostra permanente che unisce e racconta Little Tony uomo con tutta la sua famiglia, la sua storia di persona, di padre, di figlio e di nonno anche e la sua storia artistica. Little Tony, grande cantante, c'è il suo smoking mitico del 1967 di quando cantò Cuore matto al Festival di Sanremo, c'è qui una macchina, lui ne ha avute centinaia, ma insomma questa che è sicuramente una delle più particolari, è una Cadillac Biarritz del 59 a cui papà era particolarmente legato ed orgoglioso. Abbiamo fatto decine di riprese per programmi televisivi e insomma ci siamo andati in giro tantissimo, gli piaceva tantissimo. Tantissimi altri abiti, ad esempio lì c'è il suo vestito originale di uno dei 15 musicarelli che ha fatto Peggio per me, meglio per te, quando fece, diventò insomma nel film pilota degli aerei, e anche quel film ispirato alla sua storia diciamo un po' personale, perché mia mamma era hostess realmente dell'Alitalia e quindi ha voluto rievocare in qualche modo anche questa storia d'amore. Insomma, una raccolta bellissima, ogni cimelio racconta un episodio, una storia, quindi io invito veramente tutti a venirla a vedere e a promuoverla affinché veramente tantissime persone possano vederla e continuino a ricordare papà, a portarlo nel cuore e a farlo rivivere sempre. Grazie. Grazie.